Carlo Naibo, amministratore delegato di Bubola e Naibo, una vita all'interno dell'azienda di famiglia. Com'è stato il suo cambio generazionale e soprattutto che visione imprenditoriale ha portato all'interno dell'azienda? Beh, diciamo che l'azienda, come appunto ha detto, l'ho sempre sentita molto mia, dentro, mia nel rispetto sempre dei soci che avevo. Mio padre era l'anima commerciale dell'azienda, io ho cercato di prendere negli anni il suo posto, anche perché diciamo, non mi ha fatto scegliere di venire qua, l'ha fatta diventare una decisione naturale, ecco, cercando di avvicinarmi gradualmente da quando avevo veramente, io credo 10-11 anni d'estate, così mi portavo in giro dai clienti a vedere, a conoscerli, a vedere, a capire da dove mangiavamo, perché alla fine il cliente è al centro e quello che ci dà veramente da mangiare a tutti. Mio padre era un visionario, questo lo dicono tutti, lo dico anch'io, e un po' se l'aspettava che bisognava guardare avanti, guardare alle prossime generazioni, e perciò mi ha sempre lasciato fare e ho avuto la fortuna dal giorno dopo che mi sono laureato, anzi mi sono laureato il giovedì sera, sono venuto il lunedì mattina a lavorare e ho avuto la fortuna di iniziare subito a toccare con mano e a prendere decisioni, a fare il mio percorso, diciamo. Ovviamente sempre molto pilotato da dietro, da remoto, ma lasciandomi sbagliare, perché credo che questa sia la cosa più importante. Nessuno nasce perfetto, e poter sbagliare all'interno di un'azienda, anche se è la propria, è di fondamentale importanza per crescere e per guardare avanti. Il passaggio generazionale è avvenuto, io avevo questo sogno fin da piccolo, diciamo, di fare questo mestiere. Ci siamo resi conto con i soci che avevamo alcune visioni differenti ed è stato veramente bello, devo dire, e approfitto per ringraziarli di nuovo, perché quando abbiamo capito che avevamo delle visioni differenti ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto: dobbiamo fare quello che è meglio per l'azienda, perché probabilmente nessuna delle due strategie era sbagliata, ma una andava contro l'altra e si rischiava di distruggere, magari, viste purtroppo altre cose successe in altre realtà, si rischiava di distruggere un patrimonio di 46 anni, patrimonio, parlo di persone soprattutto. Parliamo delle cornici. Noi abbiamo quasi un'immagine romantica della bottega del corniciaio, un lavoro molto artigianale che voi siete riusciti a trasformare in una grande e importante attività industriale. Come ci si distingue in questo settore? Ma diciamo che il corniciaio, a volte mi dicono: ma esistono ancora i corniciai? Caspita, esistono, sì, esistono, e ci sono in ogni quartiere, direi, non in ogni paese, non solo in Italia, in tutto il mondo. E negli anni 70 appunto c'è stata una generazione che proliferava di questi corniciai, che a volte tuttora operano e molto spesso non sono stati sostituiti da una nuova generazione, i figli, quelli che hanno probabilmente la mia età oggi, perché non hanno visto nella redditività che poteva dare questo settore in quegli anni, o comunque fino agli inizi degli anni 2000. Però il settore è anche cambiato molto, cioè il corniciaio del tempo aveva l'esigenza di essere un buon artigiano con delle buone mani per operare, per realizzare le cornici. Invece quello di oggi, a mio avviso, o il corniciaio che verrà, o quello che vedo in alcuni corniciai in giro per il mondo e che mi dà tanta soddisfazione e mi fa vedere avanti, è che il corniciaio sta diventando un arredatore, l'arredatore delle pareti. E questa è una missione, è la mia missione, diciamo, ecco. Poi bisogna anche farle le cornici, ma diciamo che è più facile trovare chi fa le cornici, oppure mandare le cornici già pronte, come possiamo fare anche noi ai corniciai,
che non pensare a cosa appendere alle pareti. Bisogna fare, e infatti il corniciaio oggi non è solo colui che fa le cornici, ma è colui che si inventa. Noi per esempio abbiamo una grande gamma di quadri originali, di quadri di stampe da appendere ai muri, che perciò fanno da complemento. Vado al corniciaio per risolvere il problema di appendere qualcosa al muro e in realtà devo venire via con la casa arredata. Questo passaggio non è facile, ci sono dei paesi che ho avuto modo di girare dove siamo più avanti in questa fase qua, mi viene in mente gli Stati Uniti, tutti i paesi comunque anglosassoni, c'è più cultura della cornice, anche se siamo noi italiani poi a proporre le alternative migliori per incorniciare, e ci sono dei paesi come per assurdo l'Italia, che è dove il boom della cornice deve ancora avvenire. Si sta muovendo qualcosa e questo ci fa ben sperare per gli anni a venire. L'incertezza economica, la difficoltà di reperire la materia prima, l'inflazione che galoppa, insomma tanti problemi, usciamo anche da una pandemia. Come si fa da imprenditori a non lasciarsi sopraffare dalle preoccupazioni? Beh, diciamo che abbiamo vissuto gli ultimi 2 anni e mezzo belli tosti sicuramente. Se guardo indietro a questo periodo così particolare, mi viene da guardare più agli aspetti positivi che negativi. Noi abbiamo fatto il mese di maggio così un po' intermittenza, e da giugno a dicembre abbiamo fatto un record di fatturati un mese dopo l'altro. Abbiamo fatto un 22% di fatturato in più in quei 7 mesi. L'ho detto anche un mese fa proprio a tutti i dipendenti con i quali ho avuto il piacere di parlare insieme, che ce l'hanno fatto loro quel risultato là. È stato veramente grandioso, perché con la stessa struttura fare un 22% di fatturato in più vuol dire galoppare e garantire il prodotto al cliente. Ho visto anche una reazione di alcuni clienti, non tutti ma alcuni, non ci siamo sentiti dire bravi mentre lo facevamo, ma ce l'hanno fatto vedere con i fatti, che non hanno subito mancanze di prodotto, e lì vengo all'altra parte della domanda, appunto gestire il discorso materie prime. Quello è stato piuttosto difficile. Comprare materie prime come il legno, che comunque a noi serve tanto, il vetro, ai prezzi che c'erano in quel periodo, non era facile, cioè a volte andavi sopra i costi di produzione. Ci abbiamo creduto, è stata duretta, diciamo, da assorbire, perché i clienti comunque non erano pronti ad accettare aumenti. Noi siamo un settore dove di aumenti veramente ne abbiamo visti pochissimi, anzi non ricordo di aver visto aumenti. Bisogna sempre ingegnarsi a produrre meglio e a meno piuttosto che avere degli aumenti. Io sono convinto che sia giusto consegnare e preoccuparsi del cliente, anche pur non guadagnando in alcune situazioni, perché poi è un po' un karma anche del business, questo torna indietro in altri momenti. Io ho trovato un bene di rifugio a vivere questi ultimi 3 anni nella formazione. Ogni mese cerco di cavarmi 1 o 2 giorni, me li metto in agenda e quei giorni non ci sono, per andare a fare formazione mia personale. Spesso mi porto anche dei collaboratori e vedo che stiamo crescendo insieme, e era una cosa che non conoscevo sinceramente. Quando ho finito l'università ho detto basta, non voglio mai più studiare in vita mia. Forse è una cosa che ho fatto perché sognavo di fare questo mestiere qua. Mio padre mi ha sempre detto prima laureati, e pensavo di non dover studiare più. Invece adesso sto avendo molta gratificazione, sono giornate che mi fanno staccare dal quotidiano, mi fanno guardare un po' le cose importanti ma non urgenti, e devo dire che concentrandomi su quel quadrante delle cose importanti e non urgenti mi dà stimolo a confrontarmi con altri imprenditori. Abbiamo tutti gli stessi problemi più o meno, magari c'è chi fino a 2 mesi fa
nel settore edilizio dopo anni di buio ha visto il boom grazie agli incentivi, c'è chi ha visto, è un po' un saliscendi per tutti, però noi l'abbiamo vissuto quel sali dal punto di vista dell'arredamento nel 2020, nel 2021 si è un po' fermato perché comunque sicuramente non sono indispensabili come possono essere appunto pagare le bollette o fare la spesa tutti i giorni.